Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Ben ritrovati in diretta per seguire l'andamento dei mercati a fine giornata. Partiamo con il FTSE MIB con una perdita dello 0,65%, Borsa di Madrid che registra una flessione dello 0,73%, così come quella francese, la borsa francese che perde l'1,18%, Francoforte meno 0,44%, Borsa di Londra che registra un meno 0,82%, Eurostoxx con uno 0,46% di flessione, dati che sono strettamente collegati all'ultima ora che vede l'Iran chiudere qualsiasi via di negoziato con gli Stati Uniti a seguito della escalation in Libano da parte di Israele. Questi erano i dati delle borse alla fine della giornata. Da parte mia un grazie per averci seguito e l'aggiornamento e l'appuntamento al prossimo aggiornamento con i dati della borsa. Una buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con